vicinissimi alla storia, gli ultimi istanti. Siamo pronti, ci siamo! Ed eccola qua! Ed eccola qua! E Belluno! Belluno! Da vivere essere tedoforo in Olimpiadi e Paralimpiadi a casa tua, essere tedoforo, quello che accende il braciere a Belluno nella mia città, è assolutamente un'emozione unica. È un evento eccezionale per Belluno. Siamo curiosi di vedere in diretta la fiamma. Il passaggio della fiaccola, insomma, è sempre una cosa bella dal punto di vista sportivo, ma anche così un po' come intrattenimento, visto che a Belluno magari non abbiamo tante occasioni per averne. Una festa per tutti, fino alle Olimpiadi io lavorerò via per di là, dunque a Cortina diciamo. Sì, è bello vedere tanta gente che testimonia la vicinanza anche alla fiamma olimpica e allo spirito olimpico. Se penso a quel 26 giugno quando ero a Losanna, quando praticamente il presidente del CIO BAC ha comunicato l'assegnazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi a Milano Cortina, è passato di tempo, di tavoli, di riunioni, di incontri, di momenti anche molto piacevoli, perché ho avuto la fortuna di assistere alla cessione del braciere davanti al Presidente della Repubblica alcune settimane fa, e tanti problemi che sono normali quando si organizza un evento così grande in una provincia come la nostra, piena di difficoltà, ma devo dire che insomma io mi auguro che tutto funzioni per il meglio. Dino Buzzati lo chiamava spirito di Olimpia in un suo bellissimo articolo del 64, è quello spirito che da sempre anima le Olimpiadi, mette insieme gente, passa valori dello sport straordinari come quello della lealtà, ma soprattutto rappresenta per questo territorio una straordinaria opportunità, oggi come domani.